Chiusa al traffico dal 2007, per via Castellaro a Zoagli forse si apre uno spiraglio. Proprio in queste ore Comune e Regione stanno definendo gli ultimi passaggi di un iter durato più di un anno. L'amministrazione è in attesa della mail che avvia la procedura per lo sblocco dei contributi. Arriverà a breve dall'ufficio tecnico regionale, dopodiché dovrà passare in consiglio comunale e poi rispedita a Genova. Soltanto dopo questi passaggi potrà partire la messa in sicurezza del versante, tanto attesa dagli abitanti della zona. La strada, che gira ad anello attorno alla Galleria Castellaro, lungo l'Aurelia, è in questo stato da 11 anni. Era già stata chiusa nel 1995, ricorda il sindaco, poi riaperta nel 2002. Nel 2007 un cedimento del versante ha riportato le transenne e il blocco alla circolazione. Adesso la via è in stato di abbandono. Lo scorso anno a ottobre il Ministero dell'Ambiente aveva approvato il piano frane regionale, sbloccando oltre 2 milioni di euro per la Liguria. Un contributo era previsto proprio per via Castellaro, 560.000 euro, di cui 100.000 a carico del comune di Zoagli. Fondi derivati dalle accise della benzina, non così facile da trasformare in soldi veri, tanto che l'iter per ottenerli è ancora in corso. Qualche giorno fa una signora che da 50 anni vive parte dell'anno in via Castellaro ha affidato a Facebook, sotto il post del 2017 che annunciava il finanziamento, la speranza di riuscire a vedere la fine dei lavori. Il sindaco Franco Rocca ritiene che gli ultimi tasselli con la Regione, l'invio della PEC col contratto, il via libera del Consiglio e l'approvazione finale della Regione si possa concludere nelle prossime settimane. I lavori potrebbero partire entro fine novembre, spiega Rocca, che poi ringrazia l'ingegnere Berruti e l'assessore regionale Giampedrone. Finalmente una buona notizia per via Castellaro a Zoagli, frequentata dai residenti e in passato anche dai turisti per il panorama mozzafiato sul golfo e dai ciclisti che la utilizzavano per evitare l'ingresso alla galleria sull'Aurelia.